Buonasera, partita di Serie B, si incontrano la S9 Pallavolo e GSAD Arti e Mestieri. Le due compagini sono per Novi il quarto posto della classifica con 10 partite e per Arti e Mestieri l'11° posto con 6 punti. Le due formazioni iniziano dopo 2 mesi quasi di sosta, quindi vediamo se sono arrugginiti o se sono già di un buon livello di gara. La compagine delle Arti e Mestieri schiera col numero 1 Simone Matta, numero 2 Enrico Emanuele, numero 3 Gabriele D'Ambrosio, numero 4 Nicolò Ruffinatti, numero 5 Mattia Bladut, il libero col numero 6 Simone Oberto, poi numero 7 con Riccardo Miraglia, il capitano col numero 8 è Mattia Spinello, il numero 9 con Stefano Felisio, il numero 11 Marco Stocchino, numero 13 Tommaso Campobasso, secondo libero col numero 14 Marco Cannata, numero 15 Roberto Bottino e il numero 17 Fabio Casale. L'allenatore è Rizzo Mauro e il secondo è Bonardello Enrico. La S9 Pallavolo schiera col numero 1 Jacopo Giovannelli, numero 4 libero Umberto Quaglieri, il numero 5 Matteo Volpara, numero 6 Angelo Prato, numero 7 Matteo Mangini, numero 9 il capitano Stefano Moro, numero 10 Davide Guido, numero 11 Marco Capettini, numero 17 Ivan Cassinari, numero 13 Matteo Reppetto, numero 14 Lucas Barbori, numero 18 Gioele Tambussi, numero 16 e secondo libero Mattia De Lorenzi, numero 8 Alfonso Pasetti Pampaloni. Dirigente Massimo Mori, primo allenatore Enrico Dogliero, secondo Andrea Reppetto. Speriamo per tutti che sia una bellissima partita. In campo per la 9 Pallavolo abbiamo Matteo Reppetto, Volpara Matteo, Guido Davide, Prato Angelo alla regia, Matteo Mangini e Moro Stefano. Per Arti e Mestieri abbiamo il numero 17 Fabio Casale, il numero 11 Marco Stocchino, numero 7 Riccardo Miraglia, numero 6 Simone Oberto, numero 3 Gabriele D'Ambrosio. Alla battuta Matteo Reppetto. Abbiamo anche 2 cani che ci tengono compagnia. Forse 3. Errore in battuta, passa la palla all'altra squadra e serve Riccardo Miraglia. Attacco vincente del capitano Stefano Moro. Porta il punteggio 1-1. Matteo Mangini sempre alla battuta. Numero 11 Marco Stocchino alla battuta.
muro e copertura. Punto da parte dell'Arti Mestieri del giocatore numero 13 Tommaso Campobasso. Il punteggio è ora di 3-1 per la squadra ospite. Punto a Novi, l'atleta Socchino ha pestato la riga, inoltre la sua schiacciata non è passata. Va alla battuta Angelo Prato. Passa Socchino in mezzo alle mani del muro, fatto da Guido e da Volpara Matteo. Alla battuta il numero 17 Fabio Casale. Ricezione bellissima di Repetto, attacco piazzato di Guido e nuovamente punto da parte degli Arti Mestieri del numero 3 Gabriele D'Ambrosio. Punteggio ora è 5-2. Battuta in salto, buona la ricezione del nostro libero Umberto Quaglieri e l'attacco di Volpara Matteo, respinto dal muro ma fuori, e quindi punteggio 3-5 per noi. Guido Davide in battuta. Scambi a rete e va al punto Arti Mestieri con l'attacco del numero 13 Campobasso Tommaso. Lo stesso va in battuta. Attacco di Matteo Repetto. Attacco fuori dell'opposto numero 11 Marco Stocchino. Battuta di Volpara Matteo, battuta palla giudicata da Guido fuori, non ricevuta, invece era in campo, e quindi punto, settimo punto per la squadra di Arti e Mestieri. Va in battuta il numero 1 Simone Matta. Attacco vincente di Matteo Mangini. Va alla battuta il capitano Stefano Moro. Attacco del numero 3 che è stato murato e la palla si rigioca, però questa volta di nuovo l'attacco del numero 3 viene toccata dal muro e va fuori, quindi punto alla squadra degli Arti e Mestieri. Siamo 5-8. Fa tutto Matteo Repetto, riceve e fa un bellissimo attacco
portando la squadra di Novi a 6 punti. Stesso Matteo Repetto che va in battuta. Buono, la palla difesa da capitano Moro e poi toccata da Matteo Mangini che fa un'ottima palla piazzata. Sono ora 7 punti per i locali e 8 per gli ospiti. Matteo Repetto in battuta. Battuta fuori e portiamo a 9 punti Arti e Mestieri. Alla battuta il numero 7 Riccardo Miraglia. La battuta è stata letteralmente schizzata dal nostro libero e non è valso la corsa di Guido e di Repetto per recuperare il pallone. Quindi 10° punto, siamo 10-7. Ricezione di Guido, attacco di Moro, vincente. Alla battuta Mangini Matteo. Bella battuta di Mangini e ottimo l'attacco del numero 3 da seconda linea, Gabriele D'Ambrosio. Alla battuta il numero 11, Marco Stocchino. Ricezione di Guido, alza Prato, attacco di Guido vincente. Prato Angelo, il regista, alla battuta. Buona la difesa di Repetto, attacco di Moro che viene difeso. Ottimo muro di Guido che ferma l'attacco del centrale dell'Arti Mestieri. I punti 10 per i locali, 11 per gli ospiti. Alla battuta sempre Angelo Prato. Bell'attacco del numero 17, Fabio Casale. Alla battuta lo stesso Fabio Casale, numero 17. Attacco di Guido, riporta Novi pallavolo un po' più sotto, un punto di differenza. Stesso Guido va alla battuta, i punti sono 11 per Novi, 12 per gli ospiti. Tenuto all'attacco anche se la palla è andata direttamente nell'altro campo, poi contrasto a rete tra le due squadre, ha avuto la meglio la squadra degli Arti Mestieri e sono di nuovo i 2 punti di differenza. Alla battuta il numero 13 Tommaso Campobasso. Fallo di battuta
e per Novi Pallavolo va Matteo Volpara al servizio. Tiene Guido la palla ma la manda direttamente nell'altro campo, quindi di nuovo attacco dei Arti e Mestieri, la palla viene salvata in modo un po' rocambolesco e nuovamente attacco dei Arti e Mestieri, e questa volta il punto se lo aggiudica il numero 11 che è Tommaso Campobasso. Va alla battuta il numero 1 Simone Matta. All'attacco di nuovo Moro e Mangini chiude una palla che era stata mandata direttamente nel nostro campo con un ottimo stacco da terra e tempo sulla palla. In battuta il capitano Stefano Moro. La palla attaccata dal numero 3 che è D'Ambrosio Gabriele, salta sulle mani del muro e esce, quindi punto ad Arti e Mestieri, siamo 15-13. Bell'attacco di Matteo Volpara e scusate, di Matteo Repetto, e lo stesso Matteo Repetto va alla battuta. Messo in difficoltà una ricezione, quindi palla libera, attacco del capitano Stefano Moro e finalmente torniamo in parità. Sempre Matteo Repetto alla battuta. Buona difesa del capitano Moro, attacco di Guido, nuova difesa, palla libera, riceve Matteo Mangini e attacca Matteo Repetto. La palla alzata un po' troppo bassa e quindi non ho potuto fare l'attacco dalla seconda linea. Sempre palla in campo. La palla continua a essere in campo e questa volta il muro su Stefano Moro dà il punto alla squadra degli Arti e Mestieri. Punteggio 15 per i locali, 16 per gli ospiti. Va in battuta il numero 7 Riccardo Miraglia. Bella battuta nell'angolo, è stata intuita forse fuori, nessuno si è mosso per fare la ricezione.
tempo chiesto dalla squadra di Novi, dall'allenatore Enrico Dogliero. Punteggio 17-15 per Arti e Mestieri. Dopo l'interruzione riprendono il campo gli atleti. Attacco del numero 7 Matteo Mangini su una palla che non è riuscita a gestire molto bene e quindi punto nuovamente ad Arti e Mestieri. Sempre ottime le battute che stanno mettendo proprio in difficoltà la nostra squadra. Già 3 punti consecutivi e quindi hanno superato alla grande e siamo 19-15. Questa volta errore in battuta del numero 7 che però si è meritato gli applausi di tutti. Matteo Mangini alla battuta. Battuta lunga, quindi nuovamente la palla Arti e Mestieri. Stiamo facendo un pochino di fatica in questo set. Alla battuta Marco Stocchino. Guido è stato murato e la palla è rientrata in campo. Buona ricezione di Matteo Repetto e nuovamente Guido ha trovato un bel muro da parte degli atleti delle Arti e Mestieri del numero 17 e del numero 13, Casale e Campobasso. Punteggio 22-16. Non vado più che essere Green Pass. Battuta fuori. Alla battuta Prato Angelo. Buono l'attacco dell'opposto delle Arti e Mestieri e il punteggio è 23-17 per la squadra ospite. Va in battuta il numero 17 Fabio Casale. Sbaglia la battuta, quindi cerchiamo di avvicinarli. È entrato Giovanelli Jacopo alla battuta ed è uscito Guido. Buona la difesa di Mangini, l'attacco di Moro, in palleggio ma fa punto.
Jacopo alla battuta. Nella difesa c'è stato un po' di scompiglio, il secondo allenatore si è ribaltato dalla sedia per poter consentire agli atleti di recuperare una palla. Siamo all'ultimo punto per la squadra di arti e mestieri, rientra in campo Guido, esce Giovannelli Jacopo. Cambio anche nelle file dell'arte e mestiere, esce il numero 13, Campobasso, e entra il numero 8, Spinello Mattia. Attacco fuori di Stefano Moro, chiude il set, punteggio di 25 arti e mestieri, 19 Novi pallavolo. Le squadre hanno deciso di non cambiare campo perché, come vedete, i giocatori dell'arti e mestieri stanno giocando con la mascherina in quanto hanno avuto un positivo nella squadra e quindi di conseguenza l'unico modo per giocare è questo. C'è un po' di roba che si può smaltire. Le squadre sono pronte per rientrare in campo, le formazioni vengono confermate anche per il secondo set. No, ho fatto un errore, abbiamo in campo
Cappettini Marco e non abbiamo più Guido Davide, quindi una trasformazione della formazione. Iniziamo col servizio ad arti e mestieri con l'atleta numero 1, Simone Matta. Ricezione di Mangini, attacco di Cappettini che viene subito murato dal numero 7, Riccardo Miraglia. Ricezione di Mangini, alza il libero Quaglieri per il capitano Moro che viene non fermato dal muro in quanto la palla schizza fuori. Cappettini Marco alla battuta. Bella palla alzata dal numero 3, Gabriele D'Ambrosio. Attacco vincente della squadra di arti e mestieri. Punteggio 2-1. Decisione di Matteo Repetto, Matteo Repetto attacca. Viene palla difesa da Quaglieri, attacco di seconda linea vincente di Matteo Mangini. Attacco fuori del numero 11, Marco Stocchino. Alla battuta Stefano Moro. Battuta in rete, la palla torna alla squadra dell'arti e mestieri con il numero 7, Riccardo Miraglia, che nel set precedente ha fatto veramente delle belle battute mettendo in molta difficoltà la nostra squadra. Ricezione di Mangini, ha dovuto. E attacco di Stefano Moro. In battuta Matteo Repetto. Difesa da Stefano Moro, attacco. Bel muro di Matteo Volpara. Questa volta lo scambio è andato a nostro favore. Incomprensione nelle file degli arti mestieri e quindi nuovamente punto alla Novi Pallavolo. Tempo chiesto dalla squadra degli arti mestieri. Il punteggio è ora 6-3 per la Novi Pallavolo.
Errore in battuta di Matteo Repetto, torna la palla al numero 11 dell'Arti Mestieri, Marco Stocchino. La palla è andata direttamente nell'altro campo, attacco di Matteo Mangini che è stato ricevuto, e mentre il nostro muro non è riuscito a fermare l'attacco dell'atleta delle Arti Mestieri. Numero 11 in battuta. Attacco di Matteo Mangini, la palla direttamente nel nostro campo, viene difesa con un bel muro e poi pensa Stefano Moro a chiudere questo scambio. I punti sono 7-5 per la 9 pallavolo. In battuta Volpara Matteo. La palla non l'ha difesa Stefano Moro, attacco vincente del numero 13 dell'Arti Mestieri. In battuta numero 17 Fabio Casale. Ricezione di Matteo Mangini e lo stesso attacco in campo, ottima elevazione. La palla va verso il fondo del campo spiazzando tutti i ragazzi dell'Arti e Mestieri. In battuta Angelo Prato. Ricezione, attacco continua con vari scambi ed è stato un muro vincente sull'attacco di Matteo Mangini, mura 3 degli Arti Mestieri. In battuta il numero 13 Tommaso Campobasso. Ricezione del nostro libero quagliere Umberto, attacco dalla seconda linea, ottimo attacco di Matteo Repetto. Matteo Mangini in battuta. Attacco dalla seconda linea Arti e Mestieri con Casale che va fuori e salgono a 10 i punti per la 9 pallavolo. L'attacco della seconda linea del numero 11 non è stato valido perché ha pestato e quindi la palla va nuovamente a Matteo Mangini per la 9 pallavolo. Palla piazzata dalla squadra degli Arti e Mestieri, nessuno arriva a difenderla. Alla battuta il numero 1 Simone Matta. Lunga la palla e quindi torna il servizio alla 9 pallavolo con Marco Cappettini.
Bella battuta di Cappettini, però riescono a fare un ottimo attacco con il numero 11 Marco Stocchino e conquistare il punto. Va alla battuta il numero 3 Gabriele D'Ambrosio. Ricezione e attacco di Matteo Repetto, porta nuovamente la palla alla Novi Pallavolo e si incarica della battuta il nostro capitano numero 9 Stefano Moro. Bell'attacco, un bel lungolinea dell'opposto, numero 11 Marco Stocchino. Alla battuta il numero 1 Matta Simone. Ricezione di Matteo Repetto, attacco di Stefano Moro che è stato toccato dal muro e adesso rigioca con l'attacco di Matteo Repetto che questa volta riesce nell'intento. Hanno cercato recupero, però non sono riusciti a mandare la palla nell'altro campo. Punteggio 14, 9, 10 arti e mestieri. Ripeto, Matteo alla battuta. Ricezione e attacco in primo tempo, ma la palla va fuori, quindi nuovamente punto alla Novi Pallavolo. Attacco di Stefano Moro che è stato fermato dal muro e quindi la palla è caduta nel campo della Novi Pallavolo, punto alla squadra degli arti e mestieri che sono 11 a 15 e va in battuta l'opposto, il numero 11 Marco Stocchino. Ricezione di Matteo Mangini che con un palleggio mette in parte in difficoltà, però poi c'è un attacco molto bello dalla seconda linea del numero 3 Gabriele D'Ambrosio. Time out chiesto dalla squadra di Novi Pallavolo. Devono avere FP2. FP2. Rientrano in campo le squadre. Il punteggio è di 15 per i locali e 12 per gli ospiti. Alla battuta sempre il numero 11 Stocchino Marco. Riceve Matteo Repetto, attacco in palleggio, in salto come nel mini volley di Stefano Moro e fa un bellissimo punto. Alla battuta Volpara Matteo. Battuta molto corta ma non mette in difficoltà. Palla
che è andata direttamente difesa nell'altro campo e a muro è scivolata lungo il corpo del nostro alzatore Angelo Prato. Punto alla squadra Arti e Mestieri, va in battuta il numero 17 Fabio Casale. Ricezione di Matteo Bangini e attacco dalla seconda linea di Matteo Repetto. Attacco dalla seconda linea che era fuori, però c'è stata un'invasione a rete. Salgono a 14 i punti delle Arti e Mestieri. Ricezione, bell'attacco di Matteo Bangini che riporta il punto alla Novi Pallavolo e va in battuta Prato Angelo. Buono l'attacco del numero 13 che è una bella schiacciata al fondo campo di Tommaso Campasso. Lo stesso va alla battuta. Ricezione di Umberto Quaglieri e attacco di Stefano Moro dopo un bel palleggio in salto del nostro alzatore Angelo Prato. Alla battuta Matteo Mangini. Ancora una volta battuta lunga, un po' scoraggiato il nostro atleta, però a volte lo sbaglio è proprio minimo. Va in battuta Matta Simone con il numero 1. Ricezione di Quaglieri, attacco di Stefano Moro e questa volta bello deciso punto, non lascia il tempo neanche di saltare a muro. In battuta Marco Capettini. Difesa da Angelo Prato, la palla mandata di là in bagger, quindi libero l'attacco, ma sbaglia il centrale numero 7 dell'Arti e Mestieri, quindi il punto alla Novi Pallavolo. Sono 20-16. Tempo richiesto dall'allenatore Rizzo degli Arti e Mestieri. Ritornano in campo le squadre dopo i consigli dei due tecnici. Alla battuta Capettini, Marco per la Novi Pallavolo. Bella battuta, attacco ottimo, però difeso in modo un po' rocambolesco e punto del nostro capitano Stefano Moro che manda la palla sulle mani del muro e con la forza che ha la palla vola fuori dal campo.
Il punteggio ora è di 20-16. 21-16. Attacco, oh, peccato che è scivolato Matteo Mangini, se no avrebbe raggiunto questa palla in modo apprezzabile. Cambio nelle file dell'Arti Mestieri, esce il numero 3 Gabriele D'Ambrosio ed entra Mattia Vladut con il numero 5. Punteggio 17 Arti e Mestieri, 21 Novi Pallavolo. Ricezione di Matteo Mangini e attacco di Stefano Moro, ottimo diagonale nei 3 metri. Stesso Stefano Moro che va in battuta. Oh, palla lunga e quindi punto 18° per l'Arti e Mestieri che va in battuta col numero 7 Riccardo Miraglia. Anche lui palla nettamente fuori, ci regala il 23° punto. Cambio nelle file della Novi Pallavolo, esce il numero 6 Prato Angelo, entra il numero 18 Tambussi Gioele. Matteo Reppetto alla battuta. Questa volta bell'attacco riuscito del numero 13, il centrale Campobasso Tommaso. Alla battuta il numero 11 Marco Stocchino. Riceve Matteo Reppetto e attacco di Matteo Mangini. Attacco di prima intenzione di Volpara Matteo che viene murato e quindi il punteggio sale a 20. C'è stata un'invasione perché la palla è rimasta alla Novi Pallavolo ed è il 24° punto. Bel pallonetto del numero 13 della squadra delle Arti e Mestieri di Tommaso Campobasso e alla battuta va Casale Fabio. Punteggio 20 per gli ospiti e 24 Novi Pallavolo. Palla fuori e quindi si conclude questo set. Siamo quindi in parità, un set pari e il punteggio è di 25-20.
Ritornano in campo le squadre, rimane la formazione delle 7 precedenti per entrambe le squadre. La palla a Novi con la battuta di Matteo Mangini per iniziare questo terzo set. Ottima battuta e attacco fuori del numero 7 degli arti mestieri, che miraglia Riccardo. Primo punto per Novi Pallavolo. Battuta che va direttamente in campo, purtroppo non è stata gestita nel modo migliore e in questo scambio il punto va all'Arti Mestieri, in battuta il numero 7 Riccardo Miraglia. Che sbaglia la battuta e regala la palla alla Novi Pallavolo con Volpara Matteo al servizio. Palla difesa da Matteo Mangini, attacco di Repetto Matteo che con una palla piazzata in centrocampo ottiene il terzo punto per la Novi Pallavolo. Nuovamente palla battuta corta, palla all'opposto, viene difesa e rigiocata con una free ball e lo scambio continua. Pensa a concluderlo Stefano Moro. Quattro punti per i locali, 1 per gli ospiti. Sempre battute corte per mettere in difficoltà l'avversario, palla tenuta in campo e conclude con un diagonale appena fuori dai 3 metri di Stefano Moro. Tempo chiamato dall'allenatore dell'Arti Mestieri. I nostri ragazzi si scaldano per essere sempre pronti alla chiamata del loro allenatore. Alla battuta Matteo Volpara. Punteggio 5-1 per la squadra di casa. Nuovamente servito Stefano Moro che sta esibendo tutta la sua classe con degli attacchi veramente imprendibili. Diagonale stretto.
palla fuori, attacco non calibrato bene da parte della squadra degli arti e mestieri e salgono 7 i punti. Adesso c'è un cambio nella squadra, esce il numero 17 Casale Fabio, entra il numero 2 Enrico Emanuele. Indica che il capitano è adesso in campo il numero 1 per le arti e mestieri. Palla all'opposto che conclude con un bell'attacco ed è il numero 11 Marco Stocchino. Lo stesso Stocchino va in battuta. Punteggio 7 per la squadra di casa, 2 per gli ospiti. Riceve Matteo Volpara e attacco di Matteo Repetto. Difesa dal numero 6 e attacco del nuovo entrato. Uno scambio di nuovo lungo e questa volta va a favore dell'arti mestiere con un muro sull'attacco però poco incisivo di Stefano Moro, che sperava che i compagni raccogliessero. Matteo Volpara, bellissima l'azione di gioco della Novi Pallavolo con una buona ricezione e un attacco al centro di Marco Capettini. Va alla battuta Stefano Moro sul punteggio di 8-3. Attacco fermato dal muro e anche adesso Stefano Moro dalla seconda linea. Anche arti e mestieri attacca la seconda linea, ma ci pensa Marco Capettini con un bellissimo muro. Il punteggio sale a 9-3. Attacco dalla seconda linea dell'opposto e attacco di Matteo Repetto che viene salvato da Matteo Volpara ma mandato direttamente nell'altro campo, e c'è un attacco di prima intenzione positivo per l'Arti e Mestieri con un punteggio che sale a 4 per Arti e Mestieri e 9 per i locali. Alla battuta il numero 2 Enrico Emanuele. Attacco di Matteo Repetto e invasione a rete da parte dell'Arti e Mestieri, quindi 10° punto per la squadra di Novi. Rientra in campo Matteo Mangini. Attacco dall'opposto che viene difeso e attacco di Matteo Mangini che non è stato toccato dal muro e quindi è andato direttamente sul fondo campo. Punteggio 5 per Arti e Mestieri, 10 per Novi Pallavolo. Alla battuta il numero 13 Tommaso Campobasso. Attacco di Matteo Mangini e punto dello stesso. Va alla battuta Marco Capettini. Il punteggio è adesso di 11-5 per la Novi Pallavolo.
Buona la difesa di Matteo Repetto, ma fallo di palleggio di Stefano Moro. Punteggio 6 per Arti Mestieri, 11 per Novi Pallavolo. Va alla battuta il numero 2 Simone Matta. Ricezione di Matteo Repetto e attacco di Matteo Volpara vincente al centro. Anche oggi il nostro palazzetto è con tutti i suoi tifosi che sostengono la squadra in modo tranquillo e pacato, ma sempre presenti. Alla battuta Angelo Prato. Attacco vincente del numero 11 Marco Stocchino e salgono a 7 i punti per l'Arti Mestieri. Alla battuta il numero 3 Gabriele D'Ambrosio. Riceve Quaglieri, alza Prato e Matteo Mangini attacca, ma bel recupero dei ragazzi dell'Arti Mestieri. Nuovo attacco, questa volta dalla seconda linea di Matteo Repetto e passa a Stocchino con la palla che scende davanti alla rete della Novi Pallavolo. Ricezione di Matteo Mangini, attacco di Stefano Moro e la palla cerca di essere tenuta in campo dai ragazzi con della buona difesa, però l'ultimo colpo va fuori e quindi torniamo con la palla alla Novi Pallavolo, esattamente con Matteo Mangini al servizio. Punteggio di 13 per i locali, 8 per gli ospiti. Bella battuta di Matteo Mangini che ha messo nettamente in difficoltà la squadra. Ace. Palla che rimbalza sulla rete, anche qui in difficoltà, però hanno saputo gestirla molto bene i ragazzi dell'Arti Mestieri e lo scambio continua con palla a filo di rete e muri, un po' di confusione e il punto è alla squadra della Novi Pallavolo. Il pubblico inizia a essere più partecipe e applaude i propri beniamini. Secondo tempo da parte della squadra degli Arti Mestieri. C'è la gola secca. Battuta di Matteo Mangini che questa volta va fuori, quindi punto alla squadra delle Arti Mestieri che va al servizio con il numero 1 Simone Matta. Oh, scusate, no, il numero 7 Riccardo Miraglia. Attacco di Matteo Repetto che
va sulle mani del muro che spizzano la palla fuori dal loro campo. In battuta Matteo Volpara. Battuta corta per Matteo Volpara che in ogni caso mette in difficoltà, brutto palleggio, ma più o meno la palla va tenuta in campo. E bel muro di Matteo Repetto e Capettini sull'attacco del numero 2 Enrico Emanuele. Sono ora 17 i punti per la Novi Pallavolo contro i 9 dell'Arti e Mestieri. Sempre Volpara Matteo in battuta. Troppo corta questa volta la battuta, non va neanche nell'altro campo. Passa la palla al numero 11 dell'Arti e Mestieri. Ricezione perfetta di Matteo Repetto e attacco di Stefano Moro che il nostro regista chiama per concludere il punto. Rientra in campo il numero 17 Casale Fabio e esce Enrico Emanuele. Stefano Moro alla battuta, attacco del neo entrato e palla fuori. Stefano Moro alla battuta, siamo 19 per i locali, 10 per gli ospiti. Attacco dell'opposto che appoggia la palla e viene difesa. Palla rientra in campo e Matteo Repetto di prima intenzione chiude il punto e passiamo a 20-10. Bellissima battuta di Stefano Moro e di nuovo palla di prima intenzione di Matteo Repetto. Doppio cambio, entra il numero 9 Stefano Felisio, entra il numero 4 Nicolò Ruffinatti. Sono usciti il numero 11 Marco Stocchino e il numero 1 Simone Matta. Sempre Stefano Moro alla battuta. Matteo Repetto conclude l'attacco, il suo terzo punto consecutivo. Salgono a 22 punti per la Novi Pallavolo, 10 per la squadra di Arti e Mestieri. Bellissimo muro di Capettini che blocca l'attacco del numero 17 Casale Fabio e porta i punti a 23-10. Cambio nelle file della Novi Pallavolo, esce Angelo Prato, entra Gioele Tambuzzi, classico cambio per alzare il muro. Battuta tattica del nostro capitano, attacco punto molto rocambolesco del capitano Moro che in bagger ha sbagliato volendo alzare il proprio compagno, ma l'ha mandata direttamente in un angolino dell'altro campo. Il pubblico si sta proprio divertendo per queste cose.
battuta tesa, attacco del centrale e fuori, e si conclude il terzo set per 25-10 della Novi Pallavolo. C'è stato un netto calo dei ragazzi dell'Arte Mestieri, forse dovuta anche alla loro giovane età. Sono tutti ragazzi che sono degli anni 2000, 2002, 2001, poi c'è qualcuno che è del 98-90, quindi una squadra compagine molto giovane. Dal contro noi come Novi Pallavolo siamo una squadra tutta novese, fatta di ragazzi che hanno voglia di stare insieme, che hanno la tecnica adatta per sostenere queste partite in Serie B. Siamo un po' la sorpresa perché forse nessuno si aspettava il nostro quarto posto, appunto non avendo impegnato forze da fuori per gestire la nostra stagione. Ritornano in campo le squadre per la quarta frazione, immutate le formazioni, la formazione della Novi Pallavolo, e ritornano in campo i primi titolari anche dell'Arti e Mestieri, oltre però il capitano Mattia Spinello col numero 8. La battuta a numero 1 Simone Matta. Riceve Matteo Mangini, attacco di Stefano Moro sulle mani del muro, che la palla finisce in fondo campo. Palla a Volpara Matteo. Palla sempre contesa tra le due squadre e naturalmente quando viene chiamato Stefano Moro conclude in modo positivo per la sua squadra. Alla battuta sempre Volpara Matteo.
Difesa la palla alzata in bagger di Matteo e conclusione di Stefano Moro. Siamo 3-0 per la squadra della Novi Pallavolo. Tenuto l'attacco del numero 11 delle arti e mestieri, l'attacco numero 3 che fa picchiare la palla sulle mani del muro e la palla schizza fuori dal campo, quindi primo punto per arti e mestieri, numero 3 D'Ambrosio Gabriele in battuta. Ricezione Matteo Volpara e attacco di Matteo Repetto. Free ball, nuovo attacco di Matteo Repetto, questa volta vincente. Porta 4 i punti della Novi Pallavolo. Va in battuta il capitano Stefano Moro. Messo in difficoltà la ricezione, però la palla è stata toccata dal muro e quindi il punto va alla Arti e Mestieri, che va al servizio con il suo capitano, il numero 8, Mattia Spinello. Attacco fuori del nostro capitano Moro Stefano, porta 3 i punti dell'Arti e Mestieri e 4 per la Novi Pallavolo. Scambio vinto dalla Novi Pallavolo con il suo atleta Matteo Repetto. Bell'attacco del numero 11 Marco Stocchino. Portiamo a 4 punti per Arti e Mestieri, 5 per la Novi Pallavolo. Alla battuta lo stesso Stocchino. Bella battuta, attacco piazzato alla seconda linea, attacco nuovo appena appoggiato e adesso invece Matteo Mangini piazza benissimo la palla e nuovamente il punto alla Novi Pallavolo, che va in battuta con Cappettini Marco. Attacco di Stefano Moro dalla seconda linea. Nuovamente attacco dall'opposto, ma il muro di Matteo Mangini è fuori e quindi torna la palla al Team Mestieri con il numero 17 Casale Fabio.
begli scambi con belle ricezioni da parte di tutte e due le squadre, e conclude Arti e Mestieri col suo numero 3, Gabriele D'Ambrosio. Il punteggio è di 6 per Arti e Mestieri e 7 per Novi Pallavolo. Errore in battuta di Casale Fabio, e va alla battuta il nostro regista Prato Angelo con il punteggio di 8-6 per i locali. L'attacco è stato vincente in quanto il muro della Novi Pallavolo ha toccato la palla, che poi è andata fuori. Alla battuta il numero 13, Campobasso Tommaso, che fa un errore in battuta e porta quindi il punteggio a favore della Novi Pallavolo. Matteo Mangini alla battuta. Attacco del numero 11, tenuto da Prato Angelo, e nuovamente la palla a Stefano Moro, che conclude questo scambio con il punto a favore della Novi Pallavolo. Matteo Mangini alla battuta. Palla questa volta lunga, ma ci sarà modo di rifarsi. Punteggio 8 Arti e Mestieri, 10 Novi Pallavolo. Alla battuta Simone Matta. Formazione richiesta dal capitano della Novi Pallavolo. Ricezione di Matteo Mangini, attacco del capitano, e l'esplosione della palla è sulle mani del muro e quindi fuori. 11° punto per la Novi Pallavolo. Errore in attacco del numero 11, Stocchino Marco, e 12° punto per la Novi Pallavolo, che va al servizio sempre con Volpara Matteo. Battuta corta e muro, però muro fuori di Marco Capettini, quindi attacco vincente della squadra dell'Arti e Mestieri. Ricezione di Matteo Volpara e attacco di Marco Capettini, ma ha anche fatto invasione, e quindi punto direttamente alla squadra dell'Arti e Mestieri, che va in battuta con il numero 3, Gabriele D'Ambrosio. Ricezione di Matteo Volpara, attacco di Matteo Repetto, vincente
Sono ora i 13 i punti per la 9 pallavolo che va in battuta col suo capitano Stefano Moro. Battuta che tocca il nastro e cade nei 3 metri, impossibile da prendere per gli atleti dell'Arti e Mestieri. Attacco vincente del numero 11, Campobasso Tommaso. E palla all'Arti e Mestieri che va in battuta col suo capitano numero 8 Mattia Spinello. Palla contesa a rete e vince la sfida l'atleta dell'Arti e Mestieri, portando a 12 punti per la sua squadra. Ricezione di Matteo Repetto, attacco di Stefano Moro. Palla ritorna alla 9 pallavolo con Matteo Repetto in battuta. Attacco fuori del numero 11, salgono a 16 punti della 9 pallavolo. Battuta molto insidiosa di Matteo Repetto e difende questa palla che viene poi gestita in modo molto valido da Matteo Bampini che la posa sulle mani del muro e porta il 17° punto per la 9 pallavolo. Tempo chiesto dalla squadra di Arti e Mestieri. Riprendiamo il gioco con il servizio alla 9 pallavolo, Matteo Repetto in battuta. È andato un attimo il nostro capitano a controllare la rete. Bellissima battuta e ottimo attacco del numero 11 che però viene difeso da Matteo Repetto e invece questa volta il capitano sbaglia l'attacco e la palla è fuori. Va in battuta il numero 11 Marco Stocchino. Ricezione di Quagliere Umberto, attacco di primo tempo di Capettini Marco, porta la squadra da 9 pallavolo a 18 punti contro i 13 dell'Arti e Mestieri. Stesso Marco Capettini in battuta.
e non ha saputo difendere mettendo le braccia davanti al suo compagno Stefano Moro e la palla è schizzata a fondo campo. Buono l'attacco della squadra degli arti mestieri. Va in battuta il numero 17 Fabio Casale. Bella difesa di Matteo Repetto e ottimo attacco di Volpara Matteo. Ricezione buona, quindi si è costruito benissimo. Va alla battuta Angelo Prato. Punteggio 19-14. Bell'attacco di seconda linea che è stato murato, ma poi difeso. C'è uno scambio molto concitato e Stefano Moro, dall'alto della sua esperienza, conclude il punto. 20-14. Sempre Angelo Prato alla battuta. Battuta molto corta, attacco del numero 11, ma ha pestato la linea e quindi 21esimo punto per Novi Pallavolo. Secondo tempo richiesto dall'allenatore della squadra Arti e Mestieri. Chi è responsabile della comunicazione qua? Attacco vincente del numero 3 Gabriele D'Ambrosio e palla alla squadra dell'Arti e Mestieri con il numero 13 Campobasso Tommaso. Ricezione di Umberto Quaglieri e attacco di Stefano Moro che è stato difeso dalla squadra e è stato di nuovo servito al capitano che questa volta conclude con un attacco a fondo campo. I punti sono 22 per Novi e 15 per la squadra degli Arti Mestieri. Alla battuta Mangini Matteo. Purtroppo la battuta è andata sul nastro, è ritornata nel nostro campo e quindi la palla va alla squadra di Arti e Mestieri, batte il numero 1 Simone Matta. Ricezione di Matteo Repetto che anche sigla l'attacco, quindi gran parte del lavoro è stato tutto suo. Porta la Novi Pallavolo a 23-16. Matteo Volpara in battuta. Sempre battuta corta. Attacco del numero 11 che però è fuori e sono 24 adesso i punti per la Novi Pallavolo. Cambio nelle file della squadra dell'Arti Mestiere, esce il numero 11 Stocchino Marco e entra il numero 9 Felisio Stefano.
Palla molto corta di Volpara Matteo, muore direttamente nel nostro campo. Va alla battuta per l'Arti Mestieri il numero 3, Gabriele D'Ambrosio. Ricezione di Umberto Quagliere precisa sulla testa di Angelo Prato e conclusione del capitano Stefano Moro. Punteggio quindi 3-1 per la squadra novese, che inizia così la seconda fase del campionato. Ringraziamo tutte e due le squadre per lo spettacolo che hanno dato. Il pubblico applaude entrambi.